6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Oltre la pagina. Mi si vedeva mentre masticavo il chewing gum, la gomma americana. Che brutto spettacolo. Anche senza masticare il chewing gum. Infatti adesso cambiamo subito, passiamo Laura Cavandoli, che è sicuramente molto più gradevole del sottoscritto, ma è anche una parlamentare della Lega, per cui Parlamento. Questo invece è Oltre la pagina, Radio Libertà. E poi faccio un excursus veloce. Due cose. Con Gianmaria De Francesco, che è l'economista che segue le pagine dell'economia per il giornale, una panoramica, perché i dati sono molto positivi sull'economia. Crescita del PIL, diminuzione del rapporto deficit-PIL, non succedeva da non so quando. Non solo, i redditi, scusate, il PIL nominale ha raggiunto la cifra, adesso non ho sott'occhio, 218 miliardi, comunque una cifra che è la più alta dal 2008, cioè da prima della crisi dei subprime. Ma Giorgetti raccomanda invece morigeratezza, quindi la spesa non può aumentare più dell'1,5. Insomma, ne parleremo con Gianmaria De Francesco. Parleremo, visto che l'ha trattato oggi come argomento, anche della questione delle pensioni, perché sono usciti dati Istat che hanno creato dei timori. In realtà le cose vanno prese nella giusta misura. E poi con Matteo Fais parleremo del caso Open Arms, ma questa volta lo facciamo, sai, è un po' un tema importante fino a Pontide e non solo. Lo sapete tutti di cosa si tratta. Però ho fatto un'osservazione, Matteo Fais, che merita di essere proprio presa con grande attenzione. E cioè, sì, tutti solidarietà a Salvini, ma poi nei fatti la destra cosa fa? Ve lo dico io. La destra sembra essere, sto parlando non dei politici, sto parlando proprio del popolo di destra, è tutto chiacchiere e distintivo. Cioè a sinistra, l'abbiamo visto anche col sindaco di Bari, eccetera, scendono in piazza, fanno sit-in, manifestazioni, bloccano il traffico, cartelli, presentazioni di libri, fanno di tutto, scendono in piazza, si fanno sentire. A destra, quando hai un tema, quante volte anche i leoni da tastiera, ma anche chi protesta, quante volte ce la prendiamo con le toghe rosse, con l'immigrazione senza controllo, con l'ipocrisia della sinistra, con l'ipocrisia dei 5 Stelle che era al governo con Salvini al momento dei fatti incriminati, con le ONG che fanno quello che vogliono. Quindi quale occasione per manifestare in piazza davanti a tutti, per mostrare la convinzione delle proprie posizioni. E invece questo non è successo. Tutti solidali, ma poi alla fine sapete cosa penso, no? Quando sono solidale, in realtà la solidarietà è un gesto che non costa nulla e tante volte anche un po' ipocrita, perché gratta, a me sembra di leggere certe volte, arrangiati. E questa è un'analisi che affronteremo con Matteo Fais. Laura Cavandoli, adesso, tutto per voi con Qui Parlamento. Qui Parlamento.
Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Come sappiamo il presente proposta di legge prevede che la Repubblica riconosca per il 20 settembre di ciascun anno la giornata quale giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. Io ringrazio il Presidente Moulet per la proposizione della proposta di legge, per l'abbinamento con quella della Lega, mia prima firma, e anche per quello che ha detto, per un commovente ricordo di quello che successe tramite gli scritti anche del mio conterraneo Giovannino Guareschi, la cui dignità è stata richiamata come proprio la dignità dell'Italia e degli italiani. I fatti turbolenti che segnarono l'ultimo biennio della Seconda Guerra Mondiale, quelli cioè succeduti all'armistizio dell'8 settembre 1943, aprirono una fase di guerra civile. Una guerra nella guerra, potremmo dire oggi, segnata da eccidi, rappresaglie, ritorsioni, esecuzioni, deportazioni, prigionie ed episodi di guerriglia, anche e soprattutto fra italiani. Nel non facile lavoro di ricostruzione storiografica e memorialistica di quegli anni, la nostra Repubblica è sempre impegnata a non dimenticare nessuno tra coloro che subirono ingiustizie, violenze, vessazioni, che persero la vita o la sacrificarono. È quindi un gesto atteso da tempo, ma anche doveroso, quello di riconoscere ufficialmente una giornata commemorativa per quei moltissimi italiani che sono stati imprigionati e deportati nei campi di concentramento della Germania nazionalsocialista, dove molti di loro persero anche la vita, sfiniti dalla fame e dal lavoro logorante svolto a vantaggio dell'economia di guerra tedesca, o anche altri giustiziati sommariamente. Il fenomeno delle deportazioni nei campi di concentramento tedesco non solo fu molto esteso, si parla di circa 800.000 nostri connazionali, ma anche conosciuto e riconosciuto dalla memoria collettiva, ma non anche sconosciuto e poco conosciuto nella memoria collettiva, che però mancava di un riconoscimento istituzionale. Alla base delle deportazioni nei campi di concentramento del Terzo Reich ci fu prima il rifiuto esplicito di collaborare con lo Stato nazionalsocialista dopo l'8 settembre e poi di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, istituitesi il 23 settembre sempre del 1943. Vi fu quindi una scelta consapevole e coerente di tanti italiani che fu ripagata con l'internamento nei campi di lavoro e nelle drammatiche vessazioni inferte. Un netto no al collaborazionismo venne da moltissimi militari, si parla di circa 650.000 giovani soldati che hanno preferito la prigionia piuttosto di spalleggiare la Germania nazista. Molti di essi, lo sappiamo, neppure furono internati, ma immediatamente giustiziati. E anche di loro questa proposta di legge vuole ricordare la memoria. Non possiamo poi ignorare un altro importante aspetto. Gli italiani deportati in Germania e imprigionati per essere impiegati come lavoratori al servizio della macchina bellica tedesca vennero classificati dal Terzo Reich come internati militari italiani, una categoria ignorata dalla Convenzione di Ginevra del 29, quella sul trattamento dei prigionieri di guerra. Nel 1944 i sopravvissuti ai lager furono definiti lavoratori civili volontari o obbligati. Ci tengo a ricordare che il 2 agosto del 2000 la Germania ha invitato tutti coloro che erano stati indotti al lavoro forzato durante il regime nazista a presentare domanda per ottenere un equo indennizzo, grazie all'istituzione di un fondo dedicato. In Italia, secondo i dati delle associazioni e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, circa 80.000 persone hanno presentato tale domanda. Eppure, un anno dopo, il governo tedesco ha deciso di escludere dal risarcimento sia gli ex militari italiani internati, sia gli italiani costretti ai lavori forzati, parificandoli così ai militari e quindi ai prigionieri di guerra, ai quali il regime nazista impose di prestare il proprio lavoro senza alcun forma di indennizzo. In questo modo ai sopravvissuti al lavoro coatto è stata anche negata successivamente e in tempi relativamente recenti qualsiasi forma di risarcimento, e questo ci serve perché il nostro Paese sia ancora più coinvolto e quindi ancora più doveroso riconoscere e offrire un giusto riconoscimento a questi militari e questi civili italiani internati durante
seconda guerra mondiale, e quindi con l'istituzione di questa giornata dedicata. Venendo al testo che stiamo approvando e che auspico che venga approvato da tutta l'Aula concordemente e all'unanimità, mi preme sottolineare la facoltà di ogni provincia o comunque un ente territoriale di livello equivalente di promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni e cerimonie per il conferimento delle medaglie d'onore che già era stata prevista dalla legge finanziaria per il 2007, poi di promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni e cerimonie anche perché per questi a livello scolastico, questo lo dice l'articolo successivo, proprio perché di queste persone, di questi cittadini italiani, di questi militari italiani sia tramandata la memoria. Quindi si lascia così la facoltà ai singoli territori, alle singole istituzioni, agli enti locali, di ricordare le proprie testimonianze e di premiare i propri eroi, dando quindi un atteggiamento più vicino a quello che è la realtà territoriale, raccontando storie che sono vere e che devono essere riportate anche ai nostri ragazzi. Proprio per questo, a nome del gruppo della Lega Salvini Premier, ho chiesto, ottenuto nell'ambito della sede referente, che durante le cerimonie pubbliche organizzate per le celebrazioni del 20 settembre, che ci auspichiamo che dal prossimo anno possano già essere presentate, e quindi durante la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, sia anche deposta una corona commemorativa presso l'altare della Patria a Roma, proprio per ribadire anche il carattere nazionale della ricorrenza, con la finalità di unire e rendere più coeso il nostro Paese in una memoria comune che sia patrimonio di tutti. Quindi anche il coinvolgimento, l'ho detto, delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche e dell'università è rivolto appunto alle nuove generazioni, che sono chiamate non solo a conoscere la storia del nostro Paese, ma anche a fare tesoro degli insegnamenti che da quegli eventi, seppure tragici, devono pervenire anche oltre di noi. E così riteniamo opportuno il coinvolgimento delle associazioni combattentistiche d'armi. Sono nominate nella proposta di legge proprio perché chi sul territorio è attivo per far conoscere il loro prezioso lavoro, il valore e l'impegno che costantemente queste associazioni profondono a favore della società civile. E quindi è giusto che le associazioni che ci hanno preceduto e ci hanno stimolato per questa proposta legislativa hanno fatto quindi da guida, essendo già attive da tempo nella promozione per questa diffusione di questi alti valori che hanno ispirato i nostri predecessori e ancora che oggi possiamo chiamarli eroi o anche martiri. Quindi nel riconoscimento del valore e del rispetto per il nostro passato annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier all'istituzione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi per il 20 settembre. Grazie onorevole Cavandoli. Qui Parlamento. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato dalle ore 16. Qual è stata? Sono le 11:01. Working on the railroad for $1 a day. Working on the railroad
for $1 a day. Working on a railroad, good buddy, for $1 a day. Gotta get my money, gotta get my pay. Take this hammer, take it to the captain. Take this hammer, take it to the captain. Take this hammer, good buddy, take it to the captain. Tell him I'm gone, tell him I'm gone. If he asks you, was I running? If he asks you, was I running? If he asks you, good buddy, was I running? Tell him I was flying, tell him I was flying. If he asks you, was I laughing? If he asks you, was I laughing? If he asks you, good buddy, was I laughing? Tell him I was crying, tell him I was crying. This old hammer ring like silver. This old hammer ring like silver. This old hammer, good buddy, ring like silver. Shine like gold, buddy, and it shine like gold. Working on a railroad for $1 a day. Working on a railroad for $1 a day. Working on a railroad, good buddy, for $1 a day. Gotta get my money, gotta get my pay. I gotta get my money, gotta get my pay. Gotta get my money, gotta get my pay. I gotta get my money, gotta get my pay. Dopo metto non abbiamo segreti qui a Radio Libertà. Stavo dicendo al grande Davide sulla tolda di comando energia tecnica, dopo mettiamo le foto. Adesso lascio l'articolo tratto dal giornale di oggi di Gianmaria De Francesco sulle pensioni. Allora, intanto abbiamo in collegamento Skype Gianmaria De Francesco, che saluto e ringrazio. Bentornato Gianmaria, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Allora Gianmaria, io ho riepilogato un po' i tuoi articoli di questa ultima settimana. Economia italiana adelante come Juizio, per citare Manzoni, dati buoni, dati addirittura il rapporto PIL deficit che cala, oppure il PIL il PIL nominale che ha valori precedenti al 2008, quindi ci sono tanti dati positivi. Giorgetti predica comunque prudenza, rimane 1,5 la spesa, bisogna stare attenti a quello che indica l'Europa, eccetera. Prima di entrare in un quadro più complessivo, però, ho fatto in tempo a leggere il tuo articolo di oggi,
le questioni delle pensioni, perché l'INPS dapprima ha, diciamo, reso noto dei numeri che hanno destato preoccupazione, poi si è ritornati sui propri passi. Tu hai citato anche il sottosegretario Claudio Durigon, proprio il fatto che sul fronte lavoro ci siano comunque dati molto positivi, come dire, rende meno preoccupante la situazione pensioni. Ma volevo dare a te la parola per parlarci di questo, e poi facciamo un quadro su quello che hai scritto in questi ultimi 10 giorni sull'economia. C'è anche da ritornare su quello che diceva il presidente di Confindustria, Orsini, sul nucleare e sul Green Deal. Anche quello è da riprendere. Allora, come stiamo con le pensioni, Gianmaria? Diciamo che potrebbe andare meglio, ma giusto per non essere pessimisti, perché la spesa 2023 è stata di 346 miliardi, quindi siamo già al 16,5% del PIL, ed è tanto. E poi causa quota 100, l'età media di pensionamento è 64,2 anni, quindi anche questa è più bassa del limite che abbiamo di 67 anni. Detta così non va molto bene, perché progressivamente con l'invecchiamento della popolazione il sistema rischia di andare in squilibrio, il che non vuol dire che non saranno pagate più le pensioni, ma che per finanziare appunto il capitolo previdenza potrebbero spuntare nuove tasse, o quantomeno si potrebbe alzare la contribuzione di chi lavora per pagare le pensioni in essere, il che diciamo equivale un po' a una tassa, essendo che in Italia non abbiamo pensioni come dire, a capitalizzazione. Cioè sì, con la riforma Dini sì, sono a capitalizzazione, perché ognuno versa i suoi contributi e poi se li vede maturare, eccetera eccetera, però il sistema è rimasto a ripartizione, quindi cioè dal montante contributivo si prendono i soldi per pagare le pensioni in essere. Se sono sempre meno quelli che lavorano e sempre più quelli che si pensionano, è chiaro che si va in deficit. E quindi è questo il segnale negativo. Quello positivo è che l'INPS è inattivo e continua ad esserlo. Quindi questo, come sempre, tra l'altro è un quadro molto preciso e asciutto. Questi dati positivi, Gianmaria, devo dire che io cerco di aprire con te, soprattutto con te, ma anche con altri colleghi tuoi specialisti, esperti di economia, in questa trasmissione cerco di aprire una, anche più diciamo, finestre sull'economia durante la settimana. E devo dire che non voglio, però, lo chiedo proprio a te, che sei sempre molto preciso, lucido. Devo dire che sul fronte dell'economia, adesso fammi fare la battuta, no? Al di là di Boccia e San Giuliano, quando si parla di economia, questo governo in questi 2 anni, io leggo dati comunque che funzionano, dati positivi, provvedimenti positivi, e non mi riferisco solo magari a chi non è diciamo non è contro questo governo. Anche quando vado a leggere gli articoli sui giornali contrari a questo governo, diciamo di opposizione, alla fine gratta gratta resta poco. Quando si criticano le politiche economiche, alla fine le critiche sono non so, si critica la crescita dell'occupazione perché non cresce il potere d'acquisto, ma il potere d'acquisto è un male che in Italia intanto comincia a nascere nei primi anni 90, e poi è stato acuito con l'euro, e a questo punto, ok, non abbiamo il potere d'acquisto degli altri paesi europei, però ci mancherebbe anche che diminuisse l'occupazione, quindi mi sembrano critiche speciose. Adesso non voglio, come dire, abbandonarmi a considerazioni
delle quali non sono esperto, però mi sembra che intanto mi sembra di individuare una certa coerenza nei provvedimenti. Attenzione al ceto medio, si parla ancora si continua a parlare di flat tax, anche se i soldi non sono tanti, si fa molta attenzione, comunque prudenza nei confronti di quello che dice l'Europa, perché quella è la realtà, non puoi farne a meno. Il 3% nel 2000 è, l'avevo letto, 26. 2026 si 26. pensa di portare al 3%. Insomma, una tua valutazione. Secondo te fa bene Giorgetti comunque essere prudente e non abbandonarsi a danze di gioia? Anche per me il giudizio è complessivamente positivo, perché bisogna considerare che hanno messo il governo ha fissato degli obiettivi di politica economica e più o meno li sta rispettando, e sono da una parte l'aumento del potere d'acquisto dei redditi più bassi, con taglio del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote IRPEF al 23% fino a 28.000 euro di reddito, quindi questo è assolutamente positivo. L'unico effetto, cioè oltre a quello sui conti pubblici, ma intendo in concreto, l'unico effetto positivo della revisione del PIL dell'altro giorno dell'Istat è proprio che vengono fuori un paio di miliardi in più che andranno utilizzati a riduzione del debito, ma che comunque lasciano quello spazio per avere certezza che ci sarà conferma di queste due misure anche nel 2026. Poi bisogna vedere se riusciranno a fare anche l'abbassamento della seconda aliquota IRPEF dal 35 al 33% fino a 50.000 euro di reddito lordo, o fino a 60.000, questo sarebbe l'obiettivo. Anche questo è molto positivo, così come resta positiva la flat tax per gli autonomi, che fino a 85.000 euro, ma anche qui la Lega intenderebbe alzarla fino a 100.000, bisogna vedere se ci saranno le risorse. Quindi è altro aspetto positivo è l'aumento dell'occupazione, cui contribuisce anche la decontribuzione su cui questo governo ha stanziato un bel po' di risorse. Quindi questi sono dati tutti positivi. E poi chiaramente, avendo anche l'obiettivo appunto di riportare il deficit PIL sotto il 3% nel 2026, che vuol dire, non dico un taglio di spesa, ma è un taglio della spesa primaria netta, cioè non farla crescere più dell'1,5% l'anno, quindi tenerla molto sotto controllo, e non tutto si può fare. Quindi però gli apprezzamenti, cioè al di là della procedura di infrazione, comunque la prudenza mostrata proprio da Giorgetti è stata apprezzata in Europa, quindi diciamo per questo il giudizio resta positivo. Sì, anche perché Gianmaria, è un po' di anni, no, che ci sentiamo. Tu, a prescindere da chi era il governo, hai sempre, a parte che hai scritto anche il saggio Tassopoli, ma hai sempre indicato, diciamo, in una direzione che tu come economista individui come quella preferibile in Italia, quella auspicabile in Italia, cioè intervenire sulle spese a vuoto, no? Ti volevo chiedere anche allora, intanto un giudizio, anzi andiamo con ordine, perché sono 3 le domande. Primo, sugli extra profitti, la Lega non vuole intervenire perché dice l'economia sta andando bene, non interveniamo con le tasse, non raffreddiamola, continuiamo come dire, a farla correre. Volevo capire cosa ne pensi. E poi c'era anche dal punto di vista un giudizio politico. A me sembra, e chiedo a te, che questa, diciamo, coerenza economica sia il principale fattore di stabilità di questo governo. Mi sono fatto questa convinzione. Ti
ti chiedo di credermi, non dipende nulla, perché io so, ci sono tuoi colleghi che hanno una stima enorme del vice o sottosegretario Maurizio Leo, quindi non parlo perché c'è Giorgetti, parlo proprio dell'impianto economico, no, di questo governo. Mi sembra che questo governo, che l'impianto economico sia quello che dà le fondamenta di stabilità che permette a questo governo di essere comunque affidabile, di resistere a certe intemperie, eccetera. Mi sembra che questa è la mia visione, chiedo a te conferma. Ma ecco, tassare gli extra profitti, poi anche le assicurazioni. La Lega dice no perché sarebbe una patrimoniale. Oggi ho letto che invece un ministro di Fratelli d'Italia dice no, bisogna farla, eccetera, eccetera. Tu cosa ne pensi? Allora, rispondendo in ordine, la tassa sugli extra profitti delle banche, ma anche di tutte quelle società che hanno approfittato, diciamo, fra virgolette, cioè che hanno beneficiato nel caso di banche, ma anche assicurazioni, dell'aumento dei tassi di interesse della BCE che per ora li sta tagliando, o delle società energetiche che hanno beneficiato del rincaro delle materie prime come petrolio e gas, e quindi però diciamo stabilire ex ante che cosa sia extra e che cosa sia profitto non va tanto bene. Oltretutto spaventa il mercato, perché comunque viviamo sempre in un'economia di mercato. Diverso è, e c'è disponibilità soprattutto da parte delle banche, se si dice loro, visto che avete fatto una 60 di miliardi di utili in 2 anni, 2022-2023, si parla delle principali banche italiane, visto che insomma vi è andata abbastanza bene, se volete dare una mano, visto che a proposito di quei famosi tagli IRPEF, insomma, e anche di altre misure, poi le risorse non è che abbondino. Allora si dice loro, volete dare una mano? Probabilmente risponderanno di sì, messa in questi termini, che viene fuori, secondo le simulazioni della Fabi, che è il principale sindacato bancario italiano, si va dai 650 milioni al miliardo e 3, può anche andare. La seconda domanda era sì, l'impostazione positiva del governo e anche la sua, diciamo, ricezione positiva sia internazionalmente che diciamo internamente qui in Italia, non solo dal punto di vista mediatico ma anche dal punto di vista degli addetti ai lavori. Sì, è un dato di fatto, supera le intemperie proprio per questa, diciamo, curvatura diciamo più attenta a quelli che sono appunto questa curvatura e questa maggiore attenzione ai redditi bassi. Come dicevo prima, è stato tutelato il potere d'acquisto, questo fa sì che diciamo il comune cittadino, facendo un bilancio, dice ma sto meglio prima a livello di quello che mi entra in tasca o sto meglio adesso. Credo che per molti entro i 50.000 euro di reddito annuo, ancora di più entro i 35.000, la risposta penda a favore dell'attuale governo, e questo facilita molto l'azione. E infatti i sondaggi insomma non mentono. Terza e ultima risposta è la questione cioè la tassa sulla casa oppure obbligo di assicurazione sulla casa stessa, perché tale si rivelerebbe. C'è poco da fare. Allora, cerco di dirlo con estrema semplicità. Al di là dell'obbligo per le imprese che è previsto dalla legge di bilancio 2024, e anche lì si potrebbe discutere, però considerato come è messo il nostro paese,
non solo dal punto di vista idrogeologico, sismico, ma anche che tipo di distribuzione della popolazione abbiamo, per cui abbiamo paesi in ogni dove, molto spesso in questi paesi, parlo di piccoli centri, c'è anche la fabbrica, l'impresa, cioè non è che abbiamo, al di là delle grandi città del settentrione, però poi tutto il resto del paese è concentrato anche con molto diffusa l'impresa, eccetera, eccetera. Anche lì si può parlare dell'obbligo. Ma veniamo ai cittadini. Che cosa significa assicurarsi contro danni da alluvioni, da catastrofi naturali, di terremoti? Significa pagare ogni anno un premio. Quanto vale questo premio? Il premio, come sapete, per la vostra RC auto è commisurato al rischio, perché se vivete a Sondrio, il premio dell'RC auto non sarà quello di Napoli, dove ci sono incidenti, ci sono furti, ma anche se ormai Roma l'ha superata e anche Milano sta arrivando a quei livelli, ed il sistema delle tariffe funziona così. Come lo stesso sarebbe per i terremoti. Se vivi a Norcia, dove in 30 anni ce ne sono stati 2-3, o se vivi nelle zone del Vesuvio, dove ci sono i Campi Flegrei, quindi c'è il bradisismo lì, quanto si paga di polizza per assicurare una casa? Probabilmente non si paga niente, perché l'assicurazione non ti assicura se vivi lì vicino al vulcano. Lo stesso per quanto riguarda l'Etna, o per quanto riguarda Genova per le alluvioni, perché ora anche se c'è stato questo triste disastro in Emilia-Romagna, lo stesso varrebbe lì. Se uno vive a Ravenna o Genova, che piove e si allaga tutto, l'assicurazione ti assicura oppure no? La risposta del mercato è no, perché il rischio è talmente elevato, ed è talmente elevata la possibilità che si verifichi, che diciamo non c'è prezzo che si possa pagare per essere coperti, e quindi già la copertura non sarebbe al 100% dei danni, il premio sarebbe alto, e le assicurazioni che devono pagare chi le garantisce? L'obbligo assicurativo per le imprese della legge di bilancio 24 a 5 miliardi di garanzia statale SACE. I cittadini potrebbero godere di questa garanzia, al momento non se ne parla. E quindi, poiché però non si può sempre mettere a carico del governo la riparazione dei danni, bisogna trovare una strada, un accordo per cui si tira una linea, soprattutto per quelle che saranno le nuove abitazioni che già vengono costruite con criteri diversi, però abbiamo un patrimonio edilizio che è 3/4 è antecedente al 1975, dove fu approvata la nuova legge sulla casa. Quindi con questo patrimonio immobiliare così vecchio, che si fa? È una domanda alla quale ancora una risposta univoca non c'è. Posso, Gianmaria, mi rivolgo a un liberale come te, la via corretta dovrebbe essere quella della scelta, spiegando alle persone, io mi permetto di dire anche in base alle mie esperienze personali, guardate che vi conviene. Quello che hai detto te, guarda, volevo dirlo io. Gli edifici, come hai detto tu, sono antecedenti al 75 e hanno tanti rischi, non solo quelli di eventi alluvionali, ma anche incendi e altre cose. Un'assicurazione, però renderla obbligatoria non è molto liberale, convincere le persone è una strada un po' più difficile, però io credo che sarebbe quella più, personalmente la ritengo quella più intelligente, cioè spiegare che conviene, un'assicurazione conviene, perché nel momento in cui ti accade l'incidente, il disastro, eccetera, veramente sei in ginocchio. Invece
Poi non so come un governo sì, possa no, intervenire. se posso dire solo una cosa. Certo. No, ma lo dico velocemente. Facciamo l'esempio di Milano. Allora, Milano è una città con, diciamo, basso rischio sismico, pressoché nullo. L'unico problema, ma è limitato ad alcune zone, è quando, diciamo, si verificano eventi alluvionali. Chi vive vicino all'Ambro o al Seveso rischia di finire sott'acqua. Ora, se a Milano una persona che vive in centro, che vive a Bollate, insomma, nella parte est o nella parte sud, tipo Corvetto, una cosa del genere, cioè lì sì, si può assicurare, va a pagare il premio, casomai succedesse qualcosa, e magari non è alto, ma chi vive in quelle zone che dicevo prima, quanto deve pagare di premio? Cioè sì, conviene, ma l'assicurazione coprirà tutto? No, coprirà solo in parte, perché è matematico che se piove, quantomeno ti si allaga la cantina. Ecco, e questo secondo me è un discorso sul quale devono riflettere tutti, compagnie assicurative, governo, rappresentanti dei proprietari immobiliari e quant'altro. Un'ultimissima cosa, poi ti lascio i tuoi impegni. Il concordato preventivo biennale per gli autonomi prevede 2-3 miliardi di entrate. In primavera, se non sbaglio, i dati attestavano che erano aumentate le entrate fiscali con questo governo, no? Che era stato accusato di essere il governo degli evasori, e invece sono aumentate queste entrate. Due parole su questo tipo di indirizzo. Anche qui, essendo di parte, non vorrei sembrare veramente, non voglio sviolinare, no? Per carità, però anche questa mi è sembrata una scelta che sta funzionando. Sì, l'aumento delle entrate, che nei primi 7 mesi è superiore di ben 20 miliardi a quelle che erano le stime, quindi va molto bene, anche in virtù dell'aumento dell'occupazione, che è a livelli record, no? E quindi più dipendenti, più IRPEF, più IRES, e anche più IVA, perché un po' la gente, un po' questa è la crescita minore, diciamo, quella dei consumi, però con tutte queste persone italiane al lavoro consumano anche di più, ed è buono. Concordato preventivo biennale è un'ottima scelta per aumentare il prelievo su tutti coloro che, diciamo, teoricamente, per quelle che sono le statistiche, cercano di eludere. Sono state aggiunte delle migliorie, cioè nel senso che non solo chi aderisce non ha controlli per 2 anni, può pagare sempre la stessa cifra, e se ha un aumento di reddito paga una flat tax, ma adesso, oltre al fatto che c'è tempo fino al 31 ottobre per aderire, c'è anche il discorso che nel periodo 2018-2022 perlomeno può sanare eventuali omessi versamenti. E quindi, diciamo, da questo punto di vista è vantaggioso, anche se poi porta ovviamente la partita IVA a pagare di più. Però anche lì vale il discorso dell'assicurazione, no? Cioè, vale la pena restare nell'ombra e poi arrivano controlli a raffica, e poi se anche non si è fatto una cosa per bene si rischia di pagare. Sì, il concetto è un po' questo. Certo. Diciamo, è un'assicurazione contro l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Gianmaria, mettiamola così. Rendere più conveniente pagarle che evadere le Sì, tasse. sì. 10 secondi. Picchetto Frattin, tu ne hai parlato, ha detto che entro fine anno dovrebbe essere pronto il quadro normativo per permettere l'abbrivio delle centrali nucleari già addirittura con il prossimo anno, non che entrino in funzione, il quadro normativo per poi arrivare a metterle in funzione. È fattibile? La normativa sì, fare un nucleare nuovo richiederà almeno 10-12 anni, però se si parte è molto positivo. Il problema
e che poi sarà individuare i siti che cioè, già si sanno, che poi insomma si potrebbero innanzitutto utilizzare i siti delle centrali che già c'erano fino al 90, anche se sono state smantellate. Si fa un Certo. po' la fatica di Sisifo, però quelli innanzitutto sono i siti migliori, poi ce ne sono tanti altri potenziali. È ottimo, è un'energia che costa poco, non inquina, ricordiamolo, perché diciamo l'utilizzo del combustibile che serve a riscaldare l'acqua non produce bassissime emissioni, e poi si tratta di stoccare, una volta che si è esaurito questo combustibile, che può essere generalmente uranio ma anche altri isotopi, poi si tratta di trovare anche il sito di stoccaggio, che pure lì è un problema. Certo. Cioè il vero problema sarà cominciare una battaglia seria, ma seria come non si è mai fatto finora, contro i professionisti del no. Una Esatto. battaglia che bisogna avere la forza di combattere. Lo dimostra il fatto che sono più di 20 anni, andando in un altro campo, che parliamo di TAV, ancora lì ci sono sempre proteste sul cantiere e si va a rilento. Invece in questo caso, ma anche in quello dei treni, delle infrastrutture, bisogna andare veloci, perché già ci vogliono 10 anni, non si Devo possono chiudere. perdere con le proteste. Gianmaria, abbiamo sforato i 2 minuti, No, il scusa, no, nostro scusa, tecnico scusa. mi uccide. Comunque sono stati minuti utili ugualmente, grazie a te. Grazie di tutto, Gianmaria De Francesco, il giornale. Risentirci presto. A presto, a presto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Fammelo vedere, Matteo Fais. Ciao, bentornato. Buongiorno a tutti. Il detonatore.it, facciamo esplodere la banalità. Allora, il quadro è questo. Prendiamo il caso Salvini, ce ne è già parlato, ne parleremo. Il momento apicale sarà con Pontida, sapete tutti ormai. Ma le considerazioni che ha fatto Matteo Fais, secondo me meritano di essere approfondite proprio insieme a lui. Perché, osserva Matteo, c'erano tutti gli elementi per scendere in piazza o comunque per farsi sentire. Le toghe rosse, le intercettazioni di Palamara, le ONG che fanno quello che vogliono, l'ipocrisia dei giornali di sinistra garantisti a targhe alterne, esattamente come i giornali di destra, questo, da questo punto di vista. C'era l'immigrazione senza se, senza ma, che non può andare avanti. Insomma, tutto quello che di solito scatena il popolo, diciamo, di centrodestra, pilogato in questo episodio molto grave, anche 6 anni addirittura, non li si chiede neanche per il figlio di Grillo, nel caso sia ritenuto colpevole di aver stuprato la ragazza che lo ha accusato. E invece cosa fa il popolo di destra? Solidarietà. In questo io ho una sorta di affinità elettiva ho sempre odiato la solidarietà. È gratis, è come gli auguri. Se una cosa è gratis non vale nulla. Cosa vuol dire solidarietà? Sono solidale, esprimo solidarietà, paga. Perché quando esprimi solidarietà, alla fine vedo tanta ipocrisia e gratto solidarietà e poi leggo arrangiati. Perché quello che sarebbe stato opportuno, ma non sto parlando per Matteo Salvini. Matteo Salvini si sta attrezzando, si sta difendendo alla Lega, eccetera. Ma per chi ha queste idee era l'opportunità per farsi sentire, perché a sinistra, vedi il caso del sindaco di Bari, vanno in piazza, fanno i sit-in, quando ci sono presentazioni di libri, fanno i cortei, fanno gli scioperi, ci sono i centri sociali, ci sono i sindacati, cioè esprimono la convinzione delle proprie idee in modo visivo, tangibile. E questo è un'osservazione. Voglio comunicarti, ne parlavamo anche ieri, poi ti do la parola Matteo, un intervento che ci è arrivato di Arturo Caligaro, che è un leghista storico, consigliere provinciale e altre cose, anche segretario, eccetera, piemontese, che diceva che è vero quello che questo pensiero, però diceva: guarda, il popolo di centrodestra, mentre a sinistra ci sono tanti dipendenti statali che hanno più tempo libero, centri sociali, studenti, eccetera, a destra, per esempio, il lavoratore autonomo non può permettersi di, diciamo, di impiegare del tempo, eccetera, perché altrimenti non riesce a portare a termine la giornata, il pranzo con la cena, eccetera, eccetera. Ed era quello che ti esprimavo anch'io ieri, no? Però dopo, mettendo insieme le cose, mi è venuto in mente anche questo. In America quelli di destra sono scesi in piazza per Trump, anche troppo, pure troppo. Insomma, ci sono questo episodio ci consente di mettere insieme delle considerazioni che vanno lette. In che modo vanno lette? Perché quello che ho esposto io mi accorgo da solo che è anche un po' contraddittorio, però quello che ho esposto mi sembra corrisponda partendo da quello che hai scritto tu. Quello che hai scritto tu è vero, è reale. E poi mettendo tutto insieme, perché è anche vero che il popolo di centrodestra non è come quello di centrosinistra e quindi ha meno disponibilità. Però è anche vero che in America il centrodestra scende in piazza in maniera pesante. Allora, come mettiamo insieme queste considerazioni, Matteo? Partiamo proprio dall'America, visto che l'hai citata e non per niente si trova anche in esergo del mio pezzo su Salvini. Io parto da una considerazione, da un discorso di Kennedy sul quale secondo me la gente di destra non ha mai riflettuto abbastanza. Non chiederti cosa potrebbe fare il tuo paese per te, chiediti cosa potresti fare tu per il tuo paese.
È proprio questo il punto. La gente, il popolo di centrodestra non ha afferrato questo concetto, non ha afferrato che la libertà è partecipazione, che schierarsi a destra, se uno ha ovviamente un'inclinazione di quel tipo sul piano ideologico, ti deve anche, perdonatemi l'infelicissima espressione, convenire. Cioè tu devi sapere che quelli che sono dietro di te, se tu vai in avanscoperta, come ha fatto Salvini nel caso dei porti chiusi, devi sapere che il tuo popolo ti supporterà. Noi abbiamo visto negli ultimi mesi quale è stata la solidarietà concreta, in questo caso, nei confronti di Ilaria Salis. Lei, non posso dire proprio legalmente magari, ma a ogni modo ha portato avanti le sue convinzioni, si è fatta tedofora di queste, delle convinzioni di una donna di sinistra, e giustamente, dico, perché in tal senso non ci vedo niente di male, l'elettorato di quella parte, così come i politici di sinistra, l'hanno difesa. Questo è fuor di dubbio, perché da quella parte si è compreso che bisogna che effettivamente una persona si senta tutelata se porta avanti le tue cause, soprattutto in un modo così forte, partecipativo, non stando ai margini, non semplicemente scrivendo un post su Facebook. Noi cosa abbiamo visto come supporto a Matteo Salvini? Ma fondamentalmente sì, una grande partecipazione social, la quale pesa meno della carta straccia, voglio dire, non ha valore. In ultimo, Matteo Salvini può sentirsi in qualche modo tutelato solo perché ha un partito di maggioranza alle spalle, ma non c'è stata una manifestazione a suo favore, non c'è stata gente degli organi di informazione che abbia scritto a suo favore, se non alcuni soliti, li conosciamo tutti, inutile fare i nomi, non ultimo io, anche incidentalmente. Ma per il resto noi non abbiamo visto manifestazioni, convegni in suo supporto. Salvini è solo di fronte allo strapotere, questo possiamo dirlo perché è la verità, allo strapotere della magistratura italiana, che, mi spiace dirlo, cercherà in tutti i modi di fargli le scarpe, ma non è un segreto anche questo, è messo nero su bianco, se vogliamo, ecco. In tutto ciò io non vedo una risposta da parte dell'elettorato di centrodestra, e questo mi preoccupa. Questo mi preoccupa perché quando c'è da attaccare Salvini, io ne ho da parte di questo elettorato, io ne ho letti tanti come dire, di critiche nei suoi confronti, però quando c'è invece, ci sono dei gesti che sono indiscutibilmente da parte del leader della Lega in linea col dettato e con le promesse che il centrodestra ha sempre portato avanti, io non vedo però altrettanto supporto, ecco. E questo mi lascia sconcertato. Questo mi fa venire meno in me ogni speranza nei confronti della destra in toto e in particolare dei suoi elettori. Lamentarsi sui social serve a poco o a niente. Poi tu hai ragione, sicuramente l'elettore medio di centrodestra è diverso, ha una vita diversa proprio, questo è il caso di dirlo, però dovrebbe anche capire, e non può effettivamente spendersi come il fancazzista medio di sinistra nel supporto dei suoi politici. Però è altresì vero che portare a casa la giornata oggi può risultare inutile in futuro se non si difendono i propri rappresentanti in Parlamento, i quali
Matteo, ti che è interrompo. quello che mi pare che gli americani abbiano ben compreso con Trump. Quando è stato il caso, sono scesi in piazza, c'erano cortei di trucks lì che con la bandiera americana che sostenevano il loro leader, perché sanno questo, sanno che far sì che lasciar correre la caduta di Trump oggi vuol dire domani ritrovarsi nelle mani di Biden, per esempio. Sì, come ma è anche accaduto. Matteo, ti interrompo e tra l'altro riprendo anche quello che tu hai trattato, che questo tu sei molto coerente perché questo tipo di analisi ce l'hai offerte anche sul sito tuo, anche in passato. Anche, ribadisco, il popolo è diverso, eccetera, te lo dicevo ieri che ci siamo sentiti, lo diceva Arturo Caligaro, ma c'è comunque una coscienza, una consapevolezza forse immatura, diversa. Perché mi è venuto in mente questo: ok, non puoi andare in piazza, però per esempio negli Stati Uniti, lasciamo perdere, andiamo oltre Trump, quando una birra viene pubblicizzata da un trans o una trans, per carità, perché se fossi in Germania avrei già, se avessi detto un trans in Germania mi avrebbero già rifilato 10.000 euro di multa. Negli Stati Uniti non comprano più quella birra, ma anche con la Disney, cioè il cittadino che non è d'accordo con quella determinata posizione ideologica fa delle scelte per farsi sentire comunque. Se io propongo nel centrodestra, diciamo italiano, dico boicottiamo, faccio per dire adesso, la 7, dico basta, non dovete più, non bisogna non più guardare perché è un emittente di sinistra che si è posizionato in un certo modo, eccetera. Se uno vede sulla 7 un programma che gli interessa, lo guarda, se ne infischia. Cioè, non voglio dire di boicottare la 7, non è quello che voglio dire, è che comunque c'è una coscienza di quello che possono essere le proprie scelte di cittadino. Per il cittadino di centrodestra c'è una coscienza, io mi permetto di dire a questo punto, immatura. E voglio essere onesto, io stesso, no, farei fatica come dire, a seguire certe indicazioni, boicotta questo, faccio quello che voglio io, mi viene da dire. Però seguo quello che mi dice Matteo Fais, se tu hai delle idee devi anche fare qualche sacrificio se vuoi che queste idee non vengano stravolte. Se non vuoi, faccio per dire, se non vuoi che Elly Schlein detti legge, al di là del voto, devi comunque, perché le idee di Elly Schlein e della Salis, insomma, le conosciamo, io non le voglio, penso che siano nocive, ma devo fare anche qualcosa al di là del voto, non è che posso votare e vado a votare e demando tutto al politico. Io come cittadino devo non è neanche una questione di libertà, è una questione di coscienza. La partecipazione significa poter ottenere, io do qualcosa per avere in cambio qualcos'altro. Mentre il centrodestra americano partecipa molto, anche aver solo boicottato, ti ricordi, ne abbiamo parlato, tu dicevi, in America prendono, si fanno sentire. Da noi, se ci fosse una pubblicità di un prodotto che piace, ci fosse una pubblicità di una trans o di una trans, il centrodestra guarderebbe quello che non avrebbe la stessa reazione. Esattamente, ma prendiamo un altro esempio che possiamo dire così è parallelo a quello di Ilaria Salis. Lasciamo per un attimo da parte Salvini che, come dicevamo, appunto, comunque ha il partito alle spalle. Grazie al cielo, lo dico per lui. Prendiamo il caso di Cinzia D'Alpino, la signora che pochi giorni fa, come tutti saprete, ha fondamentalmente, a mio avviso, reagito neanche a un tentativo di rapina, a una rapina vera e propria che è stata messa in atto a suo danno da parte di un extracomunitario. Ovviamente io non voglio invitare nessuno a reagire con simili gesti, la violenza è sempre sbagliata, questo è chiaro. Comunque si ha reagito e ha messo sotto il ladro.
tante manifestazioni, come diresti tu, di solidarietà a livello social da parte di tanti elettori del centrodestra che magari non esattamente giustificando la violenza, ma trovando un attenuante a questa, dicendo ma il popolo è esasperato, le città sono fuori controllo, l'immigrazione peggio che mai. Ecco, tanta solidarietà alla signora D'Alpino, però effettivamente voi avete visto raccolte fondi a suo favore per pagare le spese legali, perché diciamocelo chiaro e tondo, anche far valere le proprie istanze in un'aula di tribunale non è esattamente attività gratuita. Chiunque abbia provato a denunciare sa che cosa voglia dire quello che sto dicendo, sa che cosa voglio dire con ciò che sto dicendo. Ecco, non abbiamo visto raccolte fondi della signora Cinzia. Io credo che già quasi tutti si siano su per giù dimenticati, o comunque è un lontano ricordo. Ecco, abbiamo visto invece, prima che la Salis fosse eletta, quanto si è battuto sul suo caso, quante volte si sono denunciate, anche giustamente, per carità di Dio, perché se è vero quanto è stato detto sulle carceri di Orban, non mi sento molto distante dalle loro posizioni. Però ecco, la sinistra ha continuato a combattere per la causa di una persona che evidentemente si era schierata dalla loro parte. Guarda, non ho Matteo, visto lo stesso atteggiamento per la signora. Hai evocato un caso anche scivoloso, no? Bisogna fare attenzione, eccetera. Però quello che dici tu merita attenzione, perché il messaggio che è passato è chiaro che nessuno può approvare la violenza, questo mettiamolo chiaro ed evidente. Però le considerazioni non sono come quelle che sono state veicolate. Sembra che il 99% delle persone la vogliono morta questa signora, la vogliono ai ceppi per tutta la vita. Sembra che tutti le siano contro. Invece c'è un sito di cui io mi fido molto per esperienza, Termometro Politico, che fa dei sondaggi che poi alla fine spesso e volentieri hanno un riscontro. Il 46,9% pensa che sia giusto condannarla, eccetera. Però il 32,8% dice che ha ecceduto, ma ci sono le attenuanti. E il 9,4 pensa che sia solo legittima difesa e il 9,5 pensa addirittura che abbia fatto bene, perché cioè tu non puoi uccidere una persona per un furto. Però attenzione che, per esempio, chi ha subito un furto è una violazione, perché questo non è un furto, un semplice furto, non è furto con scasso in casa. Io lo ricordavo agli ascoltatori, tanti anni fa, ero ancora a Pordenone, mi sono trovato gli zingari in casa, facevo lavoro di notte, la mattina dormivo, me li sono trovati. Ho provato anche a inseguirli. Quando me li sono visti in casa, ho sentito un sentimento, mi sono sentito violentato, ho provato un sentimento fortissimo e per fortuna che non sono riuscito a prenderli, perché ho provato a inseguirli, ma erano piccoletti, troppo veloci per me. Però per fortuna, perché metto insieme, se avessi soggiaciuto il mio istinto e fossi riuscito a soddisfarlo, avrei fatto qualcosa di irrevocabile e sbagliato. No, perché un furto non puoi rispondere con la violenza a un furto. Ma quello che ho provato, io non sono una persona cattiva né violenta, non ho la fedina penale immacolata, quindi non ho. Però quello che mi sono sentito io dentro, trovandomeli in casa, e questa signora che si è vista portar via la borsa dove aveva il cellulare, la carta di credito, i documenti, eccetera, e quello in qualche modo va considerato. E chi la pensa in questo modo, come dici tu, dovrebbe farsi sentire, non giustificando, perché poi, tra l'altro, in termini di convenienza, questa signora si è rovinata la vita. Con quel suo gesto si è rovinata la vita. Questo è lì che solo per quello si può dire che è sbagliato, anche solo per quello. Non doveva farlo perché si è rovinata la vita, non doveva farlo perché è sbagliato.
quindi ha sbagliato sotto tutti i punti di vista. Ma attenzione, prima di condannare moralmente, perché sembra che tutti la condannino moralmente, poi questo sondaggio mi riporta che invece non è così. Addirittura una lieve maggioranza pensa che abbia delle attenuanti, qualcuno addirittura pensa che abbia fatto bene. Però bisognerebbe che questo lo si sapesse non dal meritevole sondaggio di termometro politico, ma anche da chi la pensa in questo modo, che dovrebbe farsi sentire, come dicevi tu. Bisognerebbe, insomma, che ci fossero dei gesti concreti di supporto, fra virgolette ovviamente, alla signora nella difesa delle sue istanze, adesso per esempio in un'aula di tribunale. Questo sarebbe fondamentale, perché comunque sia, questo è bene chiarirlo, oltre al fatto che, oltre a dire che la violenza è sbagliata, bisogna anche dire che è sbagliato rubare, è sbagliato che io debba vivere nel timore di subire un furto, di essere aggredito o violentato per strada, e quindi la signora, se è vero che ha compiuto un gesto sbagliato, non ha compiuto un gesto totalmente gratuito, cioè non è andata in giro a picchiare extracomunitari in modo, ecco, per puro odio razziale, ha reagito a un sopruso. Questo è sempre bene ribadirlo. Purtroppo mi spiace, ecco, sottolineare ancora che il popolo di destra, a fronte di tanta solidarietà espressa online, non ha fatto nulla di concreto per questa signora, se non farla salire lì su un podio ideale che non ha alcun senso, perché la signora Cinzia, con tutto il dovuto rispetto, non deve salire su alcun podio, non ha vinto alcun premio, ha compiuto un gesto estremo, sicuramente dettato da una situazione in cui ha perso il controllo, non ha saputo ragionare, si è fatta, come dire, si è lasciata muovere dall'istinto, dalla pancia e dalla rabbia che aveva dentro, come anche perché è opportuno, tu. aggiungo, questa è una signora che non ha precedenti penali, quindi è chiaro che quel gesto lì non è figlio di una mentalità violenta o deviata, certo. È deviata. Ha reagito, ripeto, sarebbe stato meglio per tutti che non lo avesse fatto, però... Anzi, probabilmente, non essendo abituata a situazioni simili, non essendo abituata, è proprio per questo che non ha saputo controllare la sua rabbia, ed è proprio per questo che, a mio avviso, le si dovrebbe usare la cortesia di riconoscerle delle attenuanti. Lei non ha saputo cosa fare di fronte a una situazione più grande di lei, ha reagito in un modo scomposto e assolutamente inconsulto. Bisognerebbe, ecco, quantomeno che il popolo di destra, sensibile alla questione dell'immigrazione e a tutti i danni e i problemi che questa comporta, che sono reali, sono concreti. Certo. Cioè, voglio dire, l'altro giorno... Matteo, devo chiudere. Qua un passo da dove vi sto chiamando, hanno malmenato una ragazza e l'hanno derubata, degli extracomunitari, quindi e siamo nel pieno centro di Cagliari. Quindi il problema Matteo, devo chiudere. Ricordo anche il Detonatore Magazine, che è una novità editoriale dal mese di agosto. Magari avremo l'opportunità di parlarne più approfonditamente. E ringrazio ancora Matteo Fais. Devo chiudere, grazie e risentirci a presto. Grazie a voi e a prestissimo. Avete ascoltato Oltre la pagina. Sono le 12:01. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.